abbiamo recuperato questa vecchia casa che è data del 1700 e l'abbiamo recuperata per ragioni affettive più che ragioni economiche, ovviamente, perché era la casa dei miei bisnonni e quindi tutto è cominciato quasi come un gioco, per non lasciare decadere la cosa, insomma, che diventasse un rudere più che una casa, perché non era più abitata da anni oramai. Dal terremoto del 76 in poi era a livello di rudere quasi, perché aveva fatto grossi danni. Quindi il primo intervento è stato proprio un intervento di messa in sicurezza. Sono 2 appartamenti a Nemone, Bottondoro, si trovano a Priola, che è una frazione di Sutrio, un piccolo borgo abbastanza sperduto, ci si deve arrivare apposta per vederlo, però ha quel merito del silenzio, della libertà per esempio i miei ragazzi che ci andavano sempre in vacanza con i nonni più che dai nonni. E se lo ricordano come momenti di contatto con la natura, il bosco, le passeggiate, i girini, il fiume, tutte queste cose che già Sutrio penso non abbia tutta questa libertà. Ecco. Io sono nata non proprio nella casa dove ci sono gli appartamenti, ma nella casa vicino, però sono andata via che ero così piccola che non ho ricordi effettivi, insomma, del posto. Io ho notato una cosa, che io vivo all'estero e ho una figlia sposata in Francia e in Francia, per esempio, è molto diffuso questa ospitalità in case, non in albergo. Loro amano molto ecco, il verde così. E ho visto, noi l'abbiamo scoperto così, insomma, questo sistema di viaggiare, di soggiornare in posti a contatto con la gente del posto, la gente locali. E crea un tipo di turismo, come direi, meno abbottonato. Lei va in un albergo e il fatto che deve essere sempre, insomma, per andare a pranzo, a cena, sempre l'albergo è l'ideale come tipo di soggiorno, insomma. E vedo che adesso anche in Italia questo sta prendendo piede fortemente. Penso proprio che, ecco, fare una gita in montagna, cioè semplice, non scalate, però partire la mattina, andare su per il sentiero, farsi il picnic su al Cocul, per dire, no? Cioè, e poi tornare indietro è già un'avventura per un bambino. È una cosa simpatica, sicuramente. Io vedo che c'è proprio un ritorno a quelle che erano le vacanze, non della movida, ecco, cioè per utilizzare parole vostre dei giovani. C'è un ritorno, una ricerca anche delle cose così, della vacanza a contatto con la natura. È quello che faccio sempre, andare su allo Zoncolan dalla parte di Priola, prendendo il sentiero da Priola, che adesso tra l'altro un po' con la tempesta che c'è stata 2 anni fa, e c'è una pace, c'è un silenzio, una tranquillità, i fiori, il silenzio. Questa è una cosa meravigliosa che non abbiamo più, non ritroviamo più, quasi più.